Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati alla Catapulta in diretta su Radio Padania Libera con Andrea Villa. E Fabio D'Adesio, Grande, sempre noi a tenervi compagnia in questa fantastica domenica pomeriggio. Tanto piove, fa brutto, la gente è in casa, quindi ascolta la radio. Giusto, Sì, ascolta la Radio sì. Padania Libera, ascolta la Catapulta, che anche settimana scorsa è stata la trasmissione più seguita di tutta la settimana e Grandi quindi risultati. applausi per Classe noi. non mente, classe non mente. No, classe non mente, assolutamente. Ma dopo tutto, diciamo un po' la verità, da quanti anni è che la Catapulta detiene il record degli ascolti fra tutti i programmi di Radio Padania Libera? Da Da tanto, un bel po' di da tempo, tanto, è da vero, tanto. è vero. E niente, noi ringraziamo i nostri affezionatissimi ascoltatori perché il merito è solo loro, perché Sì, sono loro che ci ascoltano, e non siamo noi chiamano, che ci mandano i ascoltiamo da soli. messaggi. Insomma, è vero, è ormai è un appuntamento costante della domenica pomeriggio di Radio Padania Libera. Il cazzeggio domenicale della domenica pomeriggio. Allora, anche oggi, come sempre, tanti argomenti, tante cose da dire e di carne al fuoco ce n'è tanta, ce n'è parecchi, direi che non manca. Allora, partiamo da ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio abbiamo fatto la Manifestazioni su tutto il territorio. Sì, anche sono a Monza andate l'abbiamo bene, fatta. tanta gente, insomma, hanno partecipato in molti, c'è stato anche una bella risposta da parte della gente che ha assistito alle varie manifestazioni, sempre presenti sul territorio, con una grande, mobilitazione. Tu cosa dici, Andrea? È andata bene, no? Io dico che è andata bene. Milano, Varese, Padova, Como. Monza, la nostra Monza, Como, in Piemonte, in Sì, su Liguria, tutto il insomma un po' territorio. dappertutto. Le fiaccolate sono andate veramente bene. Ha partecipato tanta gente. Poi noi abbiamo un pochettino di più il focus su quelli di Monza perché abbiamo giocato in casa, giustamente. Essendo monzesi e brianzoli abbiamo visto com'è andata la nostra manifestazione, il nostro corteo ed è andato parecchio bene. C'erano tante persone, ma la cosa che mi ha stupito, che mi ha lasciato più carico, che mi ha lasciato meglio rispetto alle altre, è stato vedere la gente che dai negozi, dai balconi, Esatto. dal centro di Monza ci sostenevano. Sono temi caldi, sono temi che interessano la gente, ragazzi. Qua noi veramente lottiamo per il futuro nostro, dei nostri figli, perché qua la situazione non è buona. Se andiamo avanti così, io non so dove possiamo arrivare. No, è un disastro, assolutamente un disastro. Tra le altre cose, scusate, ma ho ancora un po' di tosse che non... Un po' di acqua l'hai presa ieri. che fa fatica a passarmi, sì, mi sono preso un po' di freddo e no, la cosa che mi ha colpito di più, che mi ha lasciato davvero più contento, è stato vedere soprattutto le persone che si sono aggregate al corteo con noi ieri pomeriggio. Come ho detto, c'è stata una grande partecipazione di gente che, insomma, era in giro magari per un sabato di shopping o un sabato di giro e si è aggregata perché credeva nei nostri ideali, credeva in quello che facevamo, perché la Lega, a differenza di altri partiti che si sciacqua la bocca di parologno, si fa vedere solo quando c'è da mettere una X, anzi in questo momento non c'è neanche da mettere una X, la Lega c'è, la Lega si fa vedere sempre, è sempre presente, perché la forza della Lega è il contatto col territorio, È vero. che è l'unico partito in Italia che ha questo contatto col territorio. Ed è questo che ci differenzia da tutti gli altri partiti, partitelli, partitini. Il contatto con il territorio ce l'abbiamo noi. Esatto. Beh, Fabio, direi di fare già una posettina musicale, perché oggi abbiamo in serbo per gli ascoltatori un po' di canzoncione, di quelle belle toste. Se siamo pronti dalla regia noi mandiamo la canzone, voi restate in ascolto, non cambiate canale perché la catapulta ritorna tra pochissimi minuti. Adesso arriva, aspettate.
Eccoci qua. Grande pezzo, bello, un bel pezzo. Bello, bello, bello. Sì, Ci sì, scusiamo per l'inconveniente dell'inizio, però è il bello della diretta. Può capitare, dai, c'è di peggio. Poi qua Radio Padania, insomma, È una radio è così, vissuta. è così, è così. Ma a proposito di radio vissute, di radio vissuta come Radio Padania, parliamo di vita vissuta, della vita vissuta vera, della gente che parte dal basso, della gente che va tutto da sola, della gente che parte dagli scout, da quando andava a scuola, da quando voleva spaccare e fare disfare e magicamente si ritrova a fare il premier. È così. una storia particolare la sua, una storia particolare. Insomma, Esatto, no, sto cercando di leggere ma non ci vedo, sinceramente. No, perché adesso, vabbè, è inutile raccontare la storia degli ultimi giorni della vita politica italiana. Chi è che non l'ha sentita, dai? L'abbiamo sentita tutti e sappiamo come andrà. Fino alla nausea l'abbiamo sentita. Guarda, è proprio fino alla nausea. Ieri pomeriggio tutti i telegiornali hanno fatto mega collegamenti in diretta, si è parlato solo di quello. Ma poi sai cos'è? Stavo pensando l'altro giorno, anche qua ai microfoni di Radio Padania, alla catapulta, ma anche durante altri spazi. Più di una volta abbiamo fatto la battuta, ma l'Italia contro quello che succede, la magistratura, premier non nominati, cioè nominati non eletti, elezioni invalidate, cose strane. Sembra peggio di una delle peggiori dittature sudamericane. Tante volte l'abbiamo detto per scherzo. Però dillo, alla fine, ridendo e scherzando, questo qua è il terzo premier consecutivo che viene scelto da chissà chi e non eletto dalla gente. Esatto. Monti, Letta, adesso Renzi. Tra l'altro tutti di sinistra. Sì. Tutti di sinistra, perché si può dire che insomma Monti non era un premier di destra. Assolutamente Monti no. E ti fa capire che veramente ci sono dei poteri forti in atto che cercano di insomma mettere mano alla politica italiana. Lo scandalo che c'è stato con Napolitano sulla scelta di Monti, insomma, è una cosa abbastanza pesante. Si parla che appunto Monti è stato scelto dall'Europa ed è stato imposto a Napolitano, e già in estate, a giugno, quando ancora lo spread era a 200 punti, non era ancora iniziato tutto il casino dello spread, dell'inflazione. Si sapeva già che Berlusconi sarebbe stato cacciato malamente per far posto a Monti. E qua vai a sfidare la democrazia, vai a sfidare la volontà degli elettori che votano, perché ricordiamo che le elezioni sono la base della società di diritto, perché sennò veramente ritorniamo alle dittature. Ritorniamo veramente alle dittature. Il passo è breve, il passo è breve. Veramente siamo in una situazione allarmante, poi in una situazione di come siamo adesso, dove l'unica cosa che serve è solidità. Qua nel giro di un anno cambiamo premio, facciamo le staffette, neanche ai tempi di D'Alema degli anni 90 si facevano le staffette. Cioè, ma no, infatti. Qua la situazione non è buona. Non è assolutamente buona. E anche su Corriere di Oggi c'è un bel articoletto. Quando Renzi al liceo voleva cacciare Forlani, il ritratto del sindaco di Firenze, ritratto fatto da alcuni suoi compagni di classe del liceo, lo chiamavano il bomba perché le sparava grosse, quindi ha cominciato presto a sparare grosse. Ma certa gente penso che sia sempre così. Di pallettine questo qua. Ma a proposito di ritratti dei neo premier giovani, volevo leggervi questo pezzo tratto da un giornale anche questo, e che è molto interessante. Poi mi dici anche tu cosa ne pensi. Sentiamo. È un bel ritratto. Arriva al governo nominato dal Quirinale senza passare per elezioni. È il più giovane presidente del Consiglio della storia d'Italia, ha solo 39 anni. È diretto fino alla sgradevolezza, tattico e volitivo al tempo stesso. Dice che vuole fare una rivoluzione. È appoggiato dai poteri forti, editori di giornale e dalla finanza che conta. Odia vecchie e superate categorie come destra e sinistra. Vuole fare in fretta una riforma elettorale maggioritaria che lo blendi in Parlamento. È il 30 ottobre 1922.
Il 16 novembre Mussolini si presenta alla Camera e tiene il suo primo discorso come Presidente del Consiglio. Anche Roberto Colombo alla regia batte le mani. Ti fa capire tante cose, ti fa capire che tutta sta gente si sciacqua la bocca, si parla di democrazia, di potere, e guarda qua, veramente siamo ritornati indietro nel tempo. Siamo ritornati indietro di più di 80 anni fa, ragazzi. Ma si può. Si può, Sì. veramente. Guarda, non me l'aspettavo, mi è sorpreso anche a me, Andrea, sinceramente. Non me l'aspettavo che si parlasse di quella persona. È vero. Che pregio invece, È vero, mai che sorpreso pregio, perché la fortemente. catapulta è anche storia ed è anche cultura, anche se ci piace di più fare gli e stupidini. se ci pensi, è come se avessi parlato della situazione di Renzi e dell'ultimo periodo. È uguale, Poi identica. insomma, tutti e due arrivano da sinistra, perché Sì, insomma socialista Mussolini uno. arriva dall'Avanti, direzione del Partito Sì, è Socialista, vero. Renzi arriva dalla Margherita, che è la democrazia cristiana, Sì, vabbè. un Filo pochettino più di moderato, sinistra. però è pur sempre il segretario del PD, che è un signor partito, che è un partito di È il primo sinistra. partito della sinistra, sì. Cui io... No, è abbastanza, io direi inquietante sta Ne? cosa qua, è vero, È abbastanza inquietantissima sta inquietante. cosa qua. È molto inquietante. Perché infatti, se ci pensi bene, alla fine quello che è successo con Renzi e Napolitano è molto simile, perché anche Mussolini è stato nominato, o sbaglio? Non dal Presidente della Repubblica, ma è stato nominato anche Dal lui. re. Che quasi quasi, perché Napolitano Re Giorgio. lo chiamano Re Giorgio, e non è che hanno tutti i torti, Ma come fanno ad avere tutti i torti? Comunque solo in Italia queste cose. È vero, solo in Italia. Ma è nato tutto, si ritorna alla questione europea. È nato tutto da lì. Sì, perché alla fine Perché da Monti che... è stato nominato dalla Merkel e dal Sarkozy, che volevano cacciare Berlusconi perché aveva la culona, come esatto, la chiamava perché aveva espresso, diciamo, un anti-europeismo. E l'hanno fatta pagare. Esatto. Letta idem, adesso Renzi, che prima di diventare segretario del PD era già lì a fare le foto con la Merkel, o sbaglio? No, assolutamente. A proposito di foto, sempre oggi ci aiuta tanto il Corriere della Sera. Esatto. Ci sono già le foto del Toto Ministri del governo Renzi, ma prima, aspetta, già con la prima foto che vediamo, mamma mia, sentiamo chi c'è al telefono però prima. Pronto? In diretta? Sì. Salve, buonasera, sono Antonio da Galatina, provincia di Lecce, Salento. Buongiorno. Ecco, mi vorrei riallacciare un pochino anche al discorso storico che avete fatto poco fa, ragazzi. Sì. Nel 1922, quindi bolscevismo, Torino era tutta quanta imbandierata di rosso e il signor Vittorio Emanuele di Savoia aveva paura di fare la fine dello zar Nicola II. Allora, siccome anche pure i militari si erano pure stufati, Mussolini, se Vittorio Emanuele ha autorizzato Mussolini a fare la marcia su Roma, perché Roma è sotto stato d'assedio con i cannoni, eccetera. Nel momento in cui, anzi, ecco, aggiungo per essere più preciso, industriali, banchieri, massoni, insomma, poteri forti hanno indossato la camicia nera. Quando Mussolini ha toccato un pochino il capitale, Repubblica di Weimar, quindi Spazio Vitale e Mediterraneo, e questi signori l'hanno trascinato in una guerra. Neville Chamberlain stava cercando di fare la revisione del Trattato di Versailles per mettere fine a questo conflitto sanguinoso. E purtroppo, quando si tocca il capitale si pagano le conseguenze. Poi, dopo l'armistizio dell'8 settembre c'è stata lo spaccatura delle forze armate, Regno del Sud e Repubblica di Salò, con la cosiddetta socializzazione. Quindi, cari ragazzi, quando si tocca il capitale si paga caro. Tutto qua, salve. Grazie per la telefonata. Ha ragione. Ha ragione l'ascoltatore. Completamente d'accordo con lui. Quando si arriva qua... Sono sempre i soldi, soprattutto in un momento come questo che tirano tutto. Allora, è arrivato qualche... Sì, salutiamo Goffredo, leghista di Romagna. Ah, è vero. Poi salutiamo Silvio da Brescia e poi abbiamo un altro messaggio di Carlo che ci scrive: secondo me o Renzi sarà intelligente da capire che deve trasformare il paese in senso federale o altrimenti verrà schiacciato dall'architettura stessa dello Stato esistente e si brucerà quanto prima. Vedremo come si comporterà.
Poi abbiamo Frank da Como, ci dice che ieri sera in TV hanno fatto vedere la storica sezione PD della Bolognina. A vederla sembra più un ritrovo di pensionati che giocava a tombola che un luogo di attività politica, da ridere per non piangere. Ciao Frank da Como e un saluto anche a te, un saluto anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo su internet e che ci hanno messo i like su Facebook, che al momento sono Alberto Citossi, Stefano Bolognini, Alessandro Panza e Magda Beretta. Tutte voci note, Esatto. di Radio Padania oltretutto, quindi va bene, va molto 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 bene. Prima della telefonata stavamo dicendo il Toto Ministri il Toto di Ministri. Renzi. Vero. Hai allora. fatto vedere una foto che mi ha spaventato decisamente. Perché la prima foto... Guardalo lì, madda. Questo signore, prima di dire che però mi sa che la gente capisce se lo dico, è quello che diceva che gli italiani con l'euro lavoreranno di meno e guadagneranno di più. È vero. È stato il signore che diceva gli italiani con l'euro lavoreranno di meno e guadagneranno di più. E Chissà chi è. questo signore qua è da ringraziare tutti quei pensionati che non arrivano neanche a fine mese per via delle pensioni minime, dei costi della vita che sono raddoppiati solo in Italia per via dell'euro. Questo signore spero vivamente che non venga nominato a ministro, perché sennò ragazzi è un ritorno indietro di anni. Ovviamente stiamo parlando di Romano Prodi. Esatto. La squadra del governo che Matteo Renzi sta disegnando a Firenze ha volti ancora incerti. Un nome che circola è quello di Romano Prodi, dove 74 anni, all'economia. No, mamma mia. Poi tra gli altri nomi c'è anche quello di Livia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, 73 anni, e il suo nome... Sarà contento il nostro amico. Il suo nome è in corsa per la giustizia, ovviamente. Quindi è un governo che punta su ministri giovani, quello di Renzi. Pesante. Molto giovani. Non mai visto. Altro nome che circola è quello di Stefania Giannini, che scusate l'ignoranza, ma sono della Brianza, ma non la conosco. Non conoscevo. Linguista e glottologa. Però non è del PD, vedi? È senatrice e segretario di Scelta Civica, papabile all'istruzione. Wow. Mai vista, mai sentita. No, poi abbiamo Vittorio Colau, 52 anni, amministratore delegato di Vodafone, e il suo nome sarebbe impredicato per lo sviluppo economico. Poi un altro possibile ministro, ma che ha già dato due di picche a Matteo Renzi, è Andrea Guerra, 49 anni, che è il patrono di Luxottica, quindi comunque uno che sa che cosa vuol dire lavorare. Lui era indicato per il Ministero dello Sviluppo, ma ha già fatto sapere di non essere interessato, di preferire stare alla guida della sua... E poi iniziamo con i nomi grossi, Questa è un colpo da 90. Qua abbiamo uno che di lavoro se ne intende, soprattutto per il posto dove andrà a ricoprire. Dai, fammelo dire a me. Sai che ci tengo. Signori e signori, il presunto, forse futuro ministro del lavoro del governo Renzi sarà il signor Epifani, storico, insomma, segretario della CGIL, di 63 anni, e qua la vedo dura, Questo non è una cosa che non mi piace. Che poi sinceramente. Ex segretario del PD, sì. Adesso penso che sia un senatore. Non lo so, sai che non lo so se è in Parlamento. Sì, ci fanno segno di sì. Penso. Dalla regia il regista ci fa segni positivi. Poi, siccome è ancora tutto in toto, questo Toto Ministri, un'alternativa per il lavoro potrebbe essere Marianna Madia, 33 anni, alla mia età, che è una deputata del PD, è membro della segreteria nazionale e appunto si occupa di lavoro. Insomma, qua iniziamo a essere nella cerchia più stretta vicino a Renzi. Sì. Questi proprio sono tutti renziani, i renziani d'occhi. Guarda qua che ti rispunta fuori. Guarda qua che ti rispunta fuori. L'asinello. L'asinello, non che è un asinello lui,
però è uno di quelli che aveva fondato il partito Esatto, dell'Asinello esatto. con Il nostro amico Prodi un po' di sardo, anni fa. dalla Sardegna con furore, Chi è Fabio? Parisi. 73 anni, ex ministro della difesa nel governo Prodi, potrebbe tornare a ricoprire quel ruolo sempre, scusatemi, nella squadra del premier Renzi. Quindi, e poi abbiamo un altro. Adesso però questa me la dovete spiegare, eh. Anzi, se c'è qualcuno da casa che me lo spiega, perché il possibile ministro dei rapporti col Parlamento potrebbe essere Roberto Giacchetti, 52 anni, attualmente vicepresidente della Camera. Ma il mistero dei rapporti col Sì, Parlamento, infatti. che cosa serve? Sapete che non sono riuscito a capirlo. Allora, ammetto di essere un leghista ignorante, rozzo, troglodita, Tutto, violeta, tutto. Pacchetto completo. tutto. Però, a che cosa serve il ministro dei rapporti col Parlamento? Io non l'ho mai capito. Te, Roberto, l'hai capito mai cosa serve quel A ministero? tenere rapporti con il Parlamento. E, cioè, si fanno le telefonatine, si mandano gli sms. E beh sì, certo, ovvio, era il ministro media, insomma. È il ministro all'attuazione del programma. Chi si ricorda chi era nel governo Berlusconi? Il ministro all'attuazione del No, non lo programma? ricordo. Gianfranco Rotondi. Cosa serve il ministro dell'attuazione del programma? Non Per lo tenere so. sotto controllo la situazione. Quello che fa ognuno, perché Esatto. uno non lo sa. Infatti Ha uno bisogno di non lo dell'attuazione. sa già. No, ci sono Secondo dei me, ministri. sai cos'è? Secondo me il ministro dei rapporti col Parlamento, per tenere i contatti, adesso che siamo in questa fase nuova, come compito principale è quello di prendere in mano il suo iPhone, WhatsApp. che ha una bella chat su WhatsApp, così di parlamentari, ministri, e gestisce quella. Oh raga, domani mattina Non ci voglio- vede. Non voglio sapere, soprattutto di notte, che cosa scrivono. No. E questa invece chi è invece? Ma sentite anche lei, sinceramente. Per il Ministero dell'Economia, anche questa, anche Prodi era in corsa per il Ministero dell'Economia. meglio lei che Prodi, Ma io però sono questa non gusti la personali. conosco. Sono gusti personali, scusate. La dici tu? Sì. Insomma, un'altra papabile per il ruolo di ministro dell'economia è Lucrezia Reikin, di 50 anni, insomma un curriculum importante, insomma candidato al ruolo di vicegovernatore della Banca d'Inghilterra, editorialista del Corriere della Sera, insomma penso che sia un nome che nell'ambiente conta, meglio di Prodi sicuramente, Prodi sappiamo Però cosa ha sei fatto. sempre lì nel giro, Vabbè, sì, vicegovernatore di una banca, sì, scrive vabbè. sul Corriere, Ma nulla di male scrivere sul Corriere, No, però per il carità, giro... però il giro è quello. Il giro è quello. Poi sempre all'economia. Addirittura 3 papabili, Eh, nessuno vuole fare chissà il chi ministro vince. dell'economia. Un'altra alternativa per l'economia potrebbe essere Piercarlo Padoan, 51 anni, ex capo economista dell'Ocse e nuovo presidente dell'Istat. Quindi dell'Istat, va bene. E poi abbiamo Questo questa sì, bellissima questo sì. foto Questo sì. che potrebbe indicare il prossimo ministro alla cultura, che potrebbe essere Matteo Orfini, leader dei giovani turchi. E Diciamo che su la questo. corrente è schierata con com'è che era? Fassina. Con Fassina. Giusto? Ma adesso Dovrebbe non- essere la corrente capitanata da Fassina. Non ricordo con chi sono schierati questi, del PD, però... ovviamente. Sempre del PD si parla. Poi abbiamo un'altra giovane, Maria Elena Boschi, Questa 33 è anni. giovane però veramente. Sì, c'è la mia età, quindi è giovane. Attuale deputata, è la responsabile delle riforme del PD e potrebbe andare a fare il ministro delle riforme. Un'altra renziana di ferro. Certo, un'altra renziana O di ferro. chi si rivede, anche lui, voto noto. Michele Vietti, componente del CSM, dove lo mettono forse? Alla giustizia, e va in concorrenza con Livia Pomodoro, che l'abbiamo citata Ah, è prima. vero, me l'ho dimenticato, sì, è vero. Oh, eccolo e qua. poi chi abbiamo? Sempre lui, l'onorevole Angelino Alfano, sempre come vice premier, il ministro degli interni. Sì. Alfano, vice premier, è lo stesso Alfano che dice: Berlusconi è riconoscibile se è circondato di troppi inutili idioti. Mi verrebbe da dire da che pulpito. Povero Angelino. Mi dispiace per lui.
ma anche qua Ha proprio sbagliato in pieno. NCS. Si è proprio lasciato guidare dalla sete del potere di ottenere. Da che pulpito viene la predica? Ottenere il ruolo, non mollare la sedia, è un altro che si è fatto corrompere. Poi qua ne abbiamo un altro candidato all'economia, che è Lorenzo Binismaghi, 57 anni, già membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, e che anche lui è in concorrenza con Prodi e con quegli altri che abbiamo appena nominato per entrare nella squadra dei ministri del presidente Renzi. Poi questo qua, no, non mi piace, non lo diciamo. Eccolo qua. Eccolo qua, anche lui, sì. Qua abbiamo una promozione in vista, perché il signor Graziano Del Rio, vabbè, noto, dai, di 53 anni, attualmente ministro per gli affari regionali e lo sport, addirittura è dato come possibile nuovo ministro dell'interno. Cioè già non basta tutti i danni, è una bella promozione, È una bella promozione. E poi che abbiamo? Questo era te lo ricordi? Sì, era candidato alle primarie per Milano. Sì, l'hanno appena segato da assessore a Milano e lo mettono a fare il ministro. Esatto. Quello che si mangia, come i cioccolatini. Esatto. Tito Boeri, 55 anni, milanese, potrebbe far squadra anche lui potrebbe far parte della squadra di Matteo Renzi come ministro, e non dicono a quale dicastero potrebbe approdare, però si possa intuire. Dicono che potrebbe arrivare. Nel Toto Ministri si parla anche di Deborah Serracchiani, attuale governatrice del Friuli Venezia Giulia. E ditemi, questa è un'ignoranza mia, lo ammetto, sono incostituzionali e incompatibili? Non lo so se sono compatibili, non penso che siano compatibili, però questa qua o è una bufala che gira, appena è stata eletta. Infatti, quasi secondo me è una bufala. Sarebbe una stupidata. Che mettono la Serracchiani. Però, oddio, sentendo quello che arriva dal Friuli, secondo me tanti cittadini sono contenti di liberarsi dalla Serracchiani. Sì, è stata un po' un fuoco di paglia. E poi chi c'è qua? Questi sono i migliori. In fondo... è una sempreverde, non è della Lega, ma è una sempreverde. Chi è? La signora Emma Bonino, di ben 65 anni, potrebbe essere l'unica ministra riconfermata agli esteri. Anche i radicali però sono dei grandi, Sì, però, sono dei grandi maestri delle poltrone. Però, secondo me comunque ha dato dei fatti, non ha dato una buona prova a fare ministro degli esteri. Ma lo scandalo Marò, il casino. Ma anche questi qua, scusi, non si presentano mai alle elezioni. Quando si presentano, prendono i loro voti, 4 robette, eppure riescono sempre ad avere la Bonino, questo, quell'altro, ministro degli esteri, commissario in Europa, sottosegretario di qua di là. Ragazzi, e qua il premio, il contentino. Prima di consolazione. Se viene confermato per il signor Cooperlo, uscito perdente dalle primarie del PD. Se venisse confermato, si parla di cultura. Se venisse confermato come nuovo ministro, a me sembra un po' un contentino per tenere buona la loro parte del PD. Intanto da casa ci chiedono cosa ne sarà del ministro Chieng, non ho mai capito come si chiama. A quanto sembra non è stato confermato. Noi andiamo avanti con il nostro sottoministri e vediamo se la troviamo, la cerchiamo, andiamo a chi l'ha visto altrimenti. Intanto voi, se volete chiamarci, 02 66 203529, e per gli sms 346 64 277 56. Poi abbiamo Federica Mogherini, 40 anni, attuale responsabile per l'Europa del PD, e sarebbe una possibilità la sua di arrivare al Ministero della Difesa. Ma vediamo. Mamma mia, questa qua la vedo ogni tanto a porta. Sembra un Doberman. Sì, in quella foto qua sì, come lì. Esatto. Guarda come lì che scusate, ma guarda come le cheringhe in questa foto. Parliamo di Roberta Pinotti, 52 anni, attuale sottosegretario alla difesa del ministro Mario Mauro. Sempre come possibile ministro della difesa. Sì.
sempre Sì, come sì. possibile ministro della In difesa. alternativa a quella di prima. O questo potrebbe essere un nome, forse di quelli che hanno detto, uno dei più forse intelligenti. Ma anche Dici, qua io avrei da sempre, ridire. sempre politicamente schierato, Sì, sì, sempre sì, sì, sì. però il signor Oscar Farinetti, che insomma è fondatore di Eat Italy, che insomma una catena di ristoranti, negozi per il Made in Italy agroalimentare in tutto il mondo, adesso ha aperto a Chicago un nuovo store di 5.000 metri quadrati, dato lavoro a un centinaio di persone, come nuovo ministro per l'agricoltura. Questo lo metterebbero all'agricoltura. Mm. Io preferirei che le politiche agricole venissero date di competenza regionale, ogni regione, Quello sì, perché... sì. Poi È la che scelta abbiamo più ancora logica. qua? Qua abbiamo Beatrice Lorenzin, ex PDL, che potrebbe essere riconfermata alla sanità. Sempre in quota nuovo centrodestra. Sì. E poi sempre per il partito di Alfano c'è Maurizio Lupi, che potrebbe essere riconfermato alle infrastrutture. Poi che abbiamo ancora però? Questo è interessante. Il signor Michele Emiliano, sindaco di Bari, che insomma è finito negli scandali un po' di tempo fa anche lui per i giri magna del comune di Bari, Beh, soldi regalati agli amici, parenti assunti, e lui potrebbe essere il nuovo ministro delle infrastrutture. Spero di no, perché quei precedenti che ha Bari, qua ragazzi, finiamo. Questo qua invece... Anche questo... Maurizio Martina, 35 anni, sottosegretario delle politiche agricole, potrebbe andare al Ministero dello Sviluppo Economico. Poi abbiamo Andrea Orlando, che potrebbe essere riconfermato all'ambiente, ma sai che tra tutti i ministri che ci sono in carica adesso, ma quanti ne... Non ne conosco veramente pochi, Vedi che sono un po' inconsistenti. Poi c'è Andrea Romano, che è uno storico politico e giornalista montiano, Che faccia, potrebbe avere un incarico agli esteri. Poi qua in sta foto qua c'è una faccia. Ecco qua la nostra amica. Guarda qua che arriva. Abbiamo una chiamata. Abbiamo una chiamata. Hai fatto sì, ok. Pronto? Pronto? Cos'è, uno scherzo al telefono? Pronto? Sì? Salve, sono Piero del Lago Maggiore Piemonte. Ciao. Vi Lago devo Maggiore che ringraziare paese? Sì, vi ringrazio per l'informazione della Baldoria che ci date. Padania libera, ciao! Padania libera, ciao. Le chiamate di ascoltatori. Militanti ruspanti. Ciao Roberto, ci metto una musichetta in sottofondo, qualcosa di un po'... questa merita, Qualcosa di un po' carino, un po' così... Tanto per farci compagnia, se no siamo vuoti, Qua è meglio degli Oscar, questa consegna qua. Intanto diciamo... A te l'onore, Andrea, dai, a te, questo lo devi dire. Lo dai a me l'onore. Sì. Chi potrebbe arrivare anche nella squadra dei ministri? Laura Boldrini, 52 anni, attuale presidente della Camera dei Deputati, secondo il Fatto Quotidiano, quindi... Ma che giri di pettegolezzi ci sono? Secondo il Fatto Quotidiano, potrebbe entrare in un governo Renzi, per cedere. Non si sa bene a far che cosa, e cedere il posto di presidente della Camera a Dario Franceschini, sempre del PD. Quindi che giri. Scusate l'intromissione, però ieri sentivo Nichi Vendola, che è uscito dalla consultazione con il presidente Napolitano, che ha detto che SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, non entrerà a far parte della maggioranza a sostegno del governo, per cui la Boldrini, in teoria, che è rappresentante di SEL, esatto, dovrebbe rimanere fuori. Ma vediamo. E intanto abbiamo un altro dinosauro che si riaffaccia prepotentemente sul palco della politica italiana, Giovanni Maria Flick, 73 anni, presidente emerito della Corte Costituzionale. Anche il suo nome circola per il Ministero della Giustizia. Mamma mia. Poi qua vedi che sono proprio i pettegolezzi che girano, quante cavolate che ci raccontano, perché il prossimo nome del Toto Ministro è quello di Dario Franceschini, una riconferma, che potrebbe rimanere a rapporti con il Parlamento. Quindi prima ci hanno detto che la Boldrini potrebbe entrare nella Toto Ministri per lasciare posto a Dario Franceschini come presidente della Camera, e qua invece ci dicono che rimane. Insomma,
Oh, noi qua stiamo facendo il Toto Ministri del Corriere della Sera, Sì, è vero. per cui poi questo serve anche per far capire agli ascoltatori, La serietà, soprattutto ai non leghisti, che quello che scrivono certi giornali non è tante volte non è oro colato e sono una fraccata di castronerie. Tra il Toto Ministri c'è anche il nome di Vincenzo De Luca, 64 anni, sindaco di Salerno, attuale sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti. Ma De Luca è stato anche lui in mezzo alla scelta tra incompatibilità tra sindaco e... mi sembrava un cognome noto. Ed era stato dichiarato decaduto, mi sembra, da sindaco di Salerno. Esatto, perché non aveva scelto entro il tempo limite. Lui potrebbe prendere la poltrona su cui adesso siede Maurizio Lupi alle infrastrutture. Abbiamo una chiamata, pronto? Pronto ragazzi, buon pomeriggio e buonasera. Ciao Sino, bene, tu? Siete tutti presenti? Io e Fabio. e le veline dove sono? Basta, Sino, le catapultine le abbiamo abolite, basta. No, dai. Per l'austerity. Non le voglio più, basta. A proposito della Serracchiani, sì. A proposito della Serracchiani, che il Consiglio regionale del Friuli risulta che del Friuli ha approvato all'unanimità la legge nazionale con modifica allo statuto per l'abolizione delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. Questo testo qua dovrebbe essere approvato in doppia, anzi tripla, perché è comunque Re Giorgio, di lettura alla Camera e Senato. Lascio ai cittadini friulani questa conclusione, cioè la Serracchiani un bel futuro. Vi pare? Poi, un'altra cosettina, il decreto IMU Banca Italia, io non è che lo definirei più un decreto, io lo chiamerei, come dicono a Milano, decreto zanzata. E infatti zanzata? Sì, zanzata. Il decreto zanzata, IMU Banca Italia, perché loro associando zanzata da zanzare, non zanzare quelle che pungono. Sì, abbiamo capito. Io lo definisco in quel modo lì, poi ognuno fa a modo suo, per cui ci sarebbe tante cose da dire, ma il tempo è poco. Io naturalmente vi faccio i complimenti perché la vostra trasmissione è molto seguita, soprattutto da sottoscritto, anche se non telefono spesso. Se volete vi posso anche chiamare tutte le domeniche, se mi date uno spazio dei 4 ciacce, come si dice a Milano. Sì, noi siamo sempre qua, quando tu hai voglia ci chiami. Ma sì, tanto siamo sempre qua, non c'è problema, sì. Voi, mi raccomando, guardate, voi vi date sempre da fare, come vedo, e anzi siete apprezzabili per queste cose qui. Comunque le cose sono tantissime da dire, come quelle della notizia, del vergognoso articolo a pagina 23 della Repubblica, che è stata quando l'assalto alla frontiera spagnola, sono morti 13 clandestini che tentavano di passare la frontiera, e questo articolo è passato proprio in 24esima pagina, con una riga un articolo di 6 righettine e una fotografia che sarà secolare di 9x9. Ma questi qua proprio non se ne vergognano di niente, questi giornalisti qua, o editori, come si chiamano. Ma sì, cosa gliene frega loro? Lo so, ma io queste cose qua le dico quando vado in giro, parlo con le persone, gli faccio vedere queste cose qua. Lo so che gliene fregano loro, ma proprio vergogna non ne hanno per niente. E un'ultima cosa, io ieri alla Fricolata non ho potuto partecipare a Milano, purtroppo, però ho partecipato di passaggio nella cittadina di Lodi. Mi sono fermato al giornalaio a comprare il giornale, a 4 metri c'erano la fiaccolata iniziale, e questo giornalista, sappiamo già la tendenza dove sta, mi fa: ma cosa c'è? Che succede? Perché ho comprato la Padania? Ma c'è la fiaccolata della Lega riguardo a questo e questo. Ma qui non sappiamo niente, ma pensavo che fosse una manifestazione per la gelateria. Pensa un po' le informazioni come sono ben largamente diffuse a nostro, di queste iniziative qui, e questo si verifica anche nei giornali locali, perché i giornali locali tipo quelli come Cittadino, oppure il giornale locale di questa cittadina, le notizie le passano sempre magrissime, come vogliono loro. Sì, grazie per la chiamata, dobbiamo salutarti adesso. Ciao, tanti saluti e andiamo avanti col Toto Ministri. Andiamo avanti. Prossimo nome, oggi mi mangio le parole, ma perché piove? Vediamo un po', il signor Emanuele
Fiano, di 51 anni, un deputato del PD, mai sentito. Un altro nome per la difesa. Abbiamo un'altra telefonata intanto. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Salve. Chiamo da Treviso, sono il vostro ascoltatore e tornerò il vostro elettore assieme con la moglie. Voleva fare una piccola domanda. Siccome ho già il nome di quella persona lì, ce l'ho già in mente, però educatamente non posso dire. Sto Mario Mauro, sto qua che ha cambiato, non ha cambiato, ha creato 3 partiti senza gente, non so dove l'ho trovato quella gente lì che lo fanno votare, diventare un ministro, una roba così. Ma non so che nome posso avere con quell'uomo lì, perché me ne ho già il nome. Però, come diceva prima, educatamente non posso dire. Ma voi potete trovare un nome di quella persona lì? A parte che tutti quanti sono da vergognare. Ma quell'altro ha un nome o non ha un nome? Grazie, buonasera. Sinceramente è una domanda a cui non so ragione. dare una risposta Vero, io questa. Ci teniamo il quesito, ringraziamo l'ascoltatore da Treviso e andiamo avanti con il Toto Ministri del governo Renzi. Il prossimo nome è Alessandro Baricco, scrittore, saggista, regista, insomma fa un sacco di cose, è molto vicino a Renzi. Esatto. E anche lui potrebbe entrare nel governo, anche se ha già detto che non sarà ministro perché non ha il talento. Vabbè, è stato corretto, dai. È stato corretto. E poi qua ne abbiamo un altro. Ma questo qua è proprio, guarda, veramente, è andato a fare tutto, l'hanno cacciato da tutto, eppure ogni volta è lì. Un altro da museo. Soprattutto qua a Milano, insomma, lo conoscono molto bene, un certo signor Bruno Tabacci, di 67 anni, uno dei leader di Centro Democratico, partito che ha l'uno esatto, e potrebbe no, non c'è scritto dove, potrebbe entrare in un ministero nel prossimo governo. Questo è proprio sfigato però, perché sì. per tutti gli altri c'è scritto saggista, editorialista, scrittore, parlamentare, deputato, principale leader. Potrebbe fare questo, quell'altro, invece no, uno dei volti noti, potrebbe essere preso in considerazione. Io non sono un giornalista, ma queste mi sembrano proprio voci di corridoio. Poi non dicono per quale ministero, per quale ruolo. No. Potrebbe. Poi abbiamo il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, 38 anni, anche lui è uno dei papabili per entrare nel governo, ma siccome fa di Sinistra parte, Libertà, penso quello che che sia abbiamo proprio detto difficile prima, esatto, che entri nel governo. Poi qua ne abbiamo un altro, Riccardo Nencini. Chi è Riccardo Nencini? Dai, uno. Allora, noi non diciamo chi è. Vediamo se entro fine puntata, mancano 5 minuti, qualcuno chiama e sa dirci chi è Riccardo Nencini. Noi lo diremo. Lo diremo alla fine, vediamo se qualcuno lo sa. Poi abbiamo Lorenzo Guerini, portavoce del Partito Democratico, è in corsa come sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Qua mi sembra proprio un regalino. Un regalino. E poi abbiamo un altro ritorno. Chi t'arriva? La Paola Severino, che è stata ministro della giustizia nel governo Monti e potrebbe tornare ancora a ricoprire questo incarico con Renzi, battendo però la concorrenza di tutti gli altri papabili che abbiamo detto prima, talmente tanti che non me li ricordo più. Poi abbiamo un altro possibile candidato per il Ministero del Lavoro, si tratta di Pietro Ichino, giuslavorista, che era del PD, poi è passato con la lista Monti e niente, anche lui potrebbe essere... Comunque, diciamo una cosa, che di tutti questi 43 nomi possibili che abbiamo passato, non ce n'è uno in particolare. Chi è che manca? Cosa mi sono perso? Diciamo che è stato un grande ministro, non posso dire il ministro perché sennò si capisce subito, il ministero. Diciamo che ha fatto delle scelte e delle affermazioni molto pensate, molto condivisibili, ovviamente in tono ironico, c'è il tono ironico nella mia voce. È vero, manca la Chiang. Ci hai fatto caso, forse si sono accorti che hanno fatto una stupidata. Non è nel Toto Ministri, ma nel Toto Ministri non figurava neanche la casellina Ministero per l'integrazione. Io sapevo che Renzi volesse fare un piano di snellimento del Consiglio dei Ministri, che vorrebbe ridurli fortemente. Non lo so. Intanto abbiamo un contributo audio ragazzi, piccolino
che dedichiamo al primo della lista del Toto Ministri, Romano Prodi, che potrebbe tornare a fare il ministro dell'economia. Ascoltate bene, ascoltate bene. Ascoltiamo a Reti Unificate il messaggio del Presidente del Consiglio Romano Prodi agli italiani in occasione del varo della moneta unica europea. Cara italiane e cari italiani, oggi a Bruxelles è nata la moneta unica europea e l'Italia ne è tra i protagonisti. Oggi quindi l'Italia è più forte. Io sono contento e credo che tutti siate contenti. 2 anni fa abbiamo preso questo impegno e lo abbiamo mantenuto. Lo abbiamo preso senza esitazione perché era la garanzia del nostro futuro. Da sola l'Italia non avrebbe avuto respiro. Adesso i nostri figli non solo viaggeranno in tutta Europa come viaggiano da noi, ma viaggeranno in un continente in cui non ci sono più marchi, franchi, non ci sono più lire, ma c'è una moneta unica, l'euro. E già da adesso noi avremo un'unica area economica e finanziaria, grande e ricca, quasi come quella dell'Europa. E presto sarà anche più grande e più ricca di quella, quando agli 11 paesi si aggiungeranno altri paesi dell'Unione Europea e i nuovi paesi dell'Europa dell'Est. Si costruisce una nuova realtà che potrà finalmente essere una nuova protagonista dell'economia mondiale e potrà non solo vincere la gara con gli altri colossi del mondo, ma potrà interpretare lo sviluppo economico alla luce della sua millenaria saggezza, tenendo quindi conto anche di coloro che sono più deboli, tenendo conto dei giovani, degli anziani, delle donne. E i risultati di questa grande nostra decisione si vedono già. Ragazzi, mamma mia. Ci ha beccato. Sai che mi ha messo i brividi questo discorso qua. Ci ha beccato. Quanti minuti abbiamo, Roberto? 2 minuti. Allora, visto che nessuno è riuscito a dirci chi è il signor Nencini, che potrebbe anche lui entrare nella lista dei ministri, è il segretario del Partito Socialista Italiano. Proprio grande partito, insomma, che esiste una grande ancora, percentuale di voti, che forse andrà a fare il ministro, non mi ricordo che ministero. No, non mi ricordo qui neanch'io. È uno dei possibili papabili per il governo Renzi. Vabbè, Fabio, sai cosa ti dico? Mettiamo l'ultima canzone. Sì, anche perché ridendo e scherzando abbiamo finito anche per oggi. Esatto, la puntata, la catapulta. Esatto. Meglio della consegna degli Oscar, comunque. Madonna, c'è una telefondazione nell'aria. Anzi, poi domenica prossima vediamo chi tra questi possibili ministri ipotizzati è stato nominato. Quindi noi vi salutiamo e ci risentiamo domenica prossima, sempre qua su Radio Padania Libera dalle 4 alle 5. Vi ricordiamo che per qualunque tipo di informazione voi abbiate bisogno esiste il sito leganor.org, per i giovani c'è giovanipadani.com, importantissimi. Continua la campagna Giù le mani dal reato di clandestinità, mandate le mail all'indirizzo clandestino.reato@radiopadania.net o gli sms al numero 335 8277 277 con nome e cognome e comune di residenza per aderire alla nostra campagna. Basta. Abbiamo detto tutto. Salutiamo tutto il pubblico che ci ascolta oggi, che ci ha ascoltato settimana scorsa e che ci ascolterà settimana prossima. Un saluto da Fabio Sarzi, da Desio e da Andrea Villa. Da Desio anch'io. Ciao! Ciao!